Mancano 20 secondi alla partenza dell'ottava corsa dall'Ippodromo del Savio di Cesena. Sono in pista i Gentleman, la quiete prima della tempesta, la prova di rifiato prima di vedere la finale attesissima del Super Frustino. Gli amatori in pista sono in 10 al via dopo il ritiro di Another One More. Andiamo a leggere il campo dei partenti quando favorito è Andreotti G&G con Ciro Ciccarelli al numero 5. Il numero 1 Awake Jessica Pompa, 2 Allure GSO Filippo Monti, 3 Axel Nib Daniele Dall'Olio, 4 Amanda Lear Mille Zannichelli, 5 Andreotti G&G Ciro Ciccarelli, 6 Artiglio dei Venti Matteo Zaccherini, seconda fila 7 Ariel Di Poggio, Ale Manfredi, 9 Alena D'Amore, Raffaele Lamberti, 10 Accanto Debutti Michela Rossi, 11 Andrea Speed, Andrea Annunziata. Problemi per il favorito Andreotti G&G che non vuole saperne prendere il trotto. Si parte, Artiglio dei Venti coglie il comando con Matteo Zaccherini che prende partenza volante dal 6 e si installa subito al comando nei confronti di Allure GSO, mentre all'esterno rimane Axel Nib. Lungo la corda c'è Awake a precedere Amanda Lear, la quale segue all'esterno. C'è un agganciamento a centrogruppo, ne scaturisce un po' di caos, si staccano in 4 all'avanguardia con in vantaggio Artiglio dei Venti nei confronti di Allure GSO, poi Awake. Axel Nib deve adeguarsi allo scoperto mentre si ricongiunge in coda dopo la rottura iniziale Andreotti G&G, ma è ultimo e avrà il suo bel da farsi per provare a recuperare. 31 per i primi 400 metri di corsa, Artiglio dei Venti in vantaggio, ritmo calmo quello imposto da Matteo Zaccherini che passa la curva in 17. 48 per i primi 600, viene al passaggio davanti alle tribune controllando le mosse degli avversari. All'esterno c'è Axel Nib che non fa paura, si mette in terza ruota Michela Rossi con Accanto Debutti, girando attorno ad Axel Nib portandosi a tiro di Allure GSO, poi Andreotti G&G che prova il recupero in terza ruota quando gli 800 sono passati la testa in 1,4, sbaglia di nuovo Andreotti G&G. Artiglio dei Venti numero sempre in 5, vantaggio nei Andreotti, confronti G&G, di Allure squalificato. GSO, all'esterno Accanto Debutti, poi Axel Nib in pariglia. Lungo la corda c'è Awake a precedere Ariel Di Poggio, il chilometro è andato via in 1,21, un altro paletto in 16, allunga adesso Artiglio dei Venti, prova a tirare la volata lunga Matteo Zaccherini, a dritto posto in 15,2, Allure GSO segue sempre da vicino il battistrada anche se è un po' arioso nella camminata, deve tenerlo in mano. Numero Filippo 11, Monti prova a Andrea mettersi Speed, squalificato. ora in mezzo alla pista Alena D'Amore con Artiglio dei Venti che ha fatto l'ultima curva in 15,3, ha preso vantaggio nei confronti di Allure GSO. Artiglio dei Venti a 150 dalla conclusione, a netto margine Artiglio dei Venti, Matteo Zaccherini vengono a vincere nettamente nei confronti di Allure GSO. Per il terzo è ancora Awake con Jessica Pompa che salva il terzo. 1,18,2, 29,9 alla chiusa, ha chiuso solo l'arrivo Matteo Zaccherini, le mani che tengono di trotto Artiglio dei Venti che viene a vincere nettamente nei confronti di Allure GSO. 6-2-1 la trio probabile dell'ottava corsa dal Savio di Cesena. Il successo tutto per Matteo Zaccherini. Artiglio dei Venti, Francesco Alessandrini, i colori della scuderia Barbalbero.